Ecco, solo una cosa, dopo passo la parola anche al Presidente Consorzio Bonifica Bacchiglione. Assessore, lei ha accennato alla competenza, è stato sindaco, la competenza dei sindaci, e il Presidente dell'Ambi Romano diceva legge invarianza idraulica. Se c'è, leggiamo i messaggi, qui sono giustamente, mi tirano i capelli i telespettatori, la grande siccità ci deve far riflettere sulla condizione del pianeta, dobbiamo lavorare sulla prevenzione in senso lato, non alle piccole cose del territorio. Qui vedere un po' se è possibile agire in questi termini. Legge invarianza idraulica, però molti sindaci sono stati poi accusati, quando succedono i disastri, perché naturalmente a cose fatte, di non essere intervenuti congruamente per impedire diciamo, la cementificazione molto elevata di determinati territori, perché faceva comodo che si costruisse, che si urbanizzasse e così via. Allora, spieghiamo un attimo questo, perché tanti ci hanno scritto: sì, io mi trovo che basta che piova 2 giorni, qualche giorno fa è piovuto e alcuni cittadini sono trovati l'acqua che è salita paurosamente, hanno preso paura, non è che se piove una settimana ci troviamo con l'acqua in casa, ma qua vicino alcuni hanno detto: il sindaco ha autorizzato un'urbanizzazione importante. Questa legge di invarianza idraulica dovrebbe intervenire in questo senso, quindi il cittadino con 2 giorni di pioggia non dovrebbe trovarsi l'acqua alta. Certo, cosa perché sta succedendo? Cosa succede? Che magari tu fai un'area urbanizzata e doti quest'area urbanizzata di tutti gli scogli possibili e immaginabili, e magari con tutte le moderne tecnologie, tecniche, diametro dei tubi, eccetera. Poi magari a 1 chilometro più sotto il grande tubo torna sul tubino grande così, per cui si crea un tappo a monte. Poi succede un po' questo, perché nel passato magari... Io mi ricordo un caso in cui proprio quando ero sindaco una frazione a sud di Cittadella andava sotto acqua continuamente, perché dai una volta, dai 2, dai 3 ogni temporale, e ci siamo accorti alla fine che il privato dei cittadini avevano proprio intubato un grande scolo su un tubino di un diametro intorno ai 20-30 cm, che era completamente faceva da tappo. E una sera con la protezione civile, visto che ormai l'acqua saliva, siamo andati lì con le ruspe, abbiamo aperto il fosso e buonanotte al secchio, fatto un'ordinanza di sicurezza immediata. E poi da lì abbiamo regimato tutto insieme al Consorzio di Bonifica, abbiamo sistemato tutto lo scolo e abbiamo sistemato tutta l'area, adesso non c'è più questo problema. Purtroppo noi ereditiamo magari queste urbanizzazioni degli anni 60-70 fatte anche in maniera inappropriata, fatte in mezzo al territorio, fatte in maniera poco consona, che creano questi problemi. E uno forse dei temi dove noi andiamo a spendere più soldi in questa maniera, andiamo a spendere soldi sulle emergenze che sono date da queste urbanizzazioni, a volte di necessità. Mi viene adesso in mente, poi parlerà comunque il nostro Presidente Ferraresso, ad esempio, che abbiamo sistemato quella di Padova proprio recentemente, certo. No? E una situazione di Padova o di Saccolongo, che adesso partiremo dei lavori a Saccolongo, dove un quartiere, ho un po' sentito la sindaca proprio prima di venire qui, sono partiti finalmente i lavori per mettere a posto tutto un quartiere che andava completamente in fianco al Bacchiglione sotto acqua a ogni pioggia. E queste sono le cose che noi rincorriamo, ma risbagli del passato che ricorriamo oggi. È chiaro che ci vuole comunque, adesso noi stiamo discutendo anche, partirà in discussione in Consiglio regionale proprio, io penso la prossima settimana, la legge sul consumo zero del suolo. Noi ci siamo opposti a questo problema e nel programma del Presidente Zaia e comunque di questa legislazione abbiamo messo proprio questa importante volontà, quella del recuperare comunque l'edificato, ristrutturazione, riportare anche a volte certi ambienti all'origine, quindi non consumare più il suolo. Ci siamo opposti a questo problema, donarlo magari all'agricoltura, che magari ne potrebbe anche adoperarlo. Questa grande discussione, ex nunc, quando quindi il recupero dell'esistente, gli incentivi per recuperare l'esistente, non costruire più aree nuove dove non ce n'è bisogno. Io penso che la crisi economica e edilizia abbia messo a nudo tanti di questi problemi, e penso che sia venuto il momento per tutti, per noi politici ma anche per i cittadini, di capire che effettivamente c'è troppo patrimonio edile, che comunque bisogna recuperare quello che abbiamo, anche quello storico,
e penso che lo spazio per tutti ci sia, non penso che manchino case e ci siano esigenze costruttive. No, il problema sono i grandi centri commerciali, grandi urbanizzazioni. Guardi, questo tipo che io su questo tema non dico nulla perché poi da sempre li ho combattuti lo so, infatti. e me ne sto zitto. Va bene. Ma quanto ci costano tutte queste opere di bonifica? Tanto tutto quello che viene investito dalla Regione Veneto mica viene fatto in altre regioni che poi subiscono delle tragedie, a pagare siamo tutti noi. Cioè, guardi, noi investiamo milioni perché sia il Presidente con la legge proprio che ha istituito, abbiamo dei capitoli, ricordo i 50 milioni l'anno scorso per la messa in sicurezza idraulica, anche di quest'anno riconfermati nel bilancio, e pur nella magrezza delle risorse, perché poi il governo ce ne ha tagliate molto, più di metà delle risorse della Regione Veneto sono state tagliate, quindi però non voglio parlare di autonomia e di politica oggi, stiamo parlando di siccità. È chiaro che noi le risorse e i lavori li facciamo, sia con i Geni Civili, sia con il collega all'ambiente Bottaccin, sia con la bonifica, perché pensiamo che mettere in sicurezza il territorio sia intanto a dare un incentivo economico alla nostra regione, perché poi sia le attività, certo, non dimentichiamoci che sia le attività produttive che comunque non solo agricole ma anche artigianali e industriali hanno bisogno di essere in sicurezza, e nello stesso tempo diamo anche lavoro a tante persone con questi tipi, e tante attività con questi tipi di interventi, soprattutto mettiamo in sicurezza i paesi e le città. Quello ci interessa. Esatto. Le altre regioni non so, adesso è chiaro che ognuno fa la propria politica, noi pensiamo, e come ci siamo ricordati prima, che siamo una regione d'acque, dobbiamo gestire le acque perché questo è il nostro compito. Assolutamente. Presidente Consorzio Bacchiglione, voi ne avete di acque da gestire, avete un bel bacino. Abbiamo un bellissimo bacino che parte dai colli e arriva a Chioggia Sottomarina, quindi passiamo la riviera del Brenta e arriviamo giù verso la terra del Radicchio. Quindi partiamo da là per parlare di irrigazione. Il Radicchio ha bisogno di irrigazione dalla fine di luglio alla fine di settembre, quindi nei periodi più critici noi dobbiamo intervenire. Siamo intervenuti negli ultimi 2 anni in estrema emergenza, collocando delle pompe in tutto il territorio per riuscire a caricare il Novissimo, che è un canale che scende da Naviglio Brenta, che porta l'acqua giù verso la zona di Conche, Codevigo e Valle qua di stiamo Chioggia. vedendo quella che è la vostra area di competenza. Questa è la nostra area, verso la parte sotto dove ci sono gli orti praticamente. Ci sono delle criticità in questa area di competenza? Allora, noi abbiamo una rete di 900 km circa di canali che gestiamo, e sono principalmente canali di bonifica. Cosa significa? Che noi dobbiamo raccogliere tutta l'acqua e portarla al mare, portarla in laguna. Abbiamo 1/3 del nostro territorio che è sotto il livello del mare, quindi l'acqua deve essere sollevata con degli impianti idrovori, ne abbiamo 40 in tutto il comprensorio, e fatta andare in laguna. Alcuni di questi canali sono anche a scorrimento naturale, sono i canali più alti che abbiamo, uno si chiama Altopiano che praticamente attraversa tutto il centro del nostro comprensorio, e il resto dei canali, quelli a bonifica meccanica, devono essere per forza portati di idrovora e scaricati a mare. Non possiamo trattenerla quest'acqua, perché se c'è un'emergenza, c'è un temporale, c'è una forte pioggia, mandiamo sott'acqua tutto. Quindi appena ci arriva il comunicato da parte della Regione di un'emergenza meteo, dobbiamo svuotare tutti i canali. Quindi non possiamo trattenerla. Non c'è nessun rimedio? Non abbiamo nessun altro tipo di... Chi potrebbe farlo? Quindi, come diceva l'assessore, ma sicuramente quello che ha detto l'assessore è vero, bisogna creare dei grandi invasi per poterla gestire e controllare e soprattutto distribuire quando ce n'è bisogno. Presidente, nella situazione attuale, un po' rifacendo anche quanto scriveva il telespettatore, che constata, come anche accennava l'assessore, una realtà, è cambiato il clima, dobbiamo prepararci e lo dicono anche i meteorologi eccetera, a periodi di grandi siccità, di emergenze, speriamo che non vengano anche d'estate, a periodi purtroppo di devastazione d'acqua, e anche lì crociamo sempre le dita perché ci avviciniamo alla primavera. Però trovare delle soluzioni in collaborazione per poter convogliare, gestire la risorsa idrica, è possibile? Quello è un po' che si chiedono i profani, no? Chi ci ascolta. Allora, partiamo dal presupposto che i consorzi di bonifica hanno la progettualità e i progetti fondamentalmente pronti, noi da questo punto di vista. Quindi voi avete tutto pronto? Siamo prontissimi nell'affrontare la questione. La questione però è chiaramente di risorse.
perché poi non è che, passatemi il termine, denaro, soldi, risorse economiche, semplicizziamo, soldi, ischei indietro. Allora, la questione poi è questa. Allora, facciamo degli esempi concreti, perché poi discutiamo di cose che non hanno senso. L'altro ieri, la settimana scorsa, si è aperto un bando nazionale, un bando del Ministero dell'Agricoltura nazionale per finanziare la trasformazione irrigua, cioè per finanziare i risparmi dell'acqua. Quindi fare quell'azione propedeutica è quella di irrigare con meno acqua, usare meno acqua, fare l'agricoltura mirata. Quello che diceva di precisione. Di precisione che diceva prima l'assessore. Perfetto, bellissimo progetto. È un piccolo problema, che per tutta Italia ha solo 300 milioni di euro. E senza far polemica, ma io sono presidente di un consorzio, presidente dell'Ambi Veneto, e dico con estrema tranquillità che quelle risorse che arrivano tra parentesi da risorse del mondo agricolo detratte dal PSR dei regionali, sono poche. Quell'accordo prevedeva, fatto nel 2014, prevedeva messa di ulteriori 500 milioni di euro, perché quei 300 milioni dovevano essere solo per l'Italia del Nord e non per tutta Italia. 300 milioni sono, per tutta l'Italia, sono una inerzia, è pochissimo. Allora, quindi non si riesce? Non si riesce, cioè il problema è molto trasparente ed è semplice, ragioniamo di tante cose, ma poi alla fine non andiamo a dare le risposte. Noi i progetti li abbiamo, anche di fronte alle emergenze, nel giro di un mese noi siamo prontissimi con i progetti innovativi nuovi, perché abbiamo una struttura capillare nel territorio di 1200 collaboratori. I consorzi hanno 1200 collaboratori, io non li chiamo dipendenti, li chiamo collaboratori, che lavorano, ti ripeto, 365 giorni all'anno per il territorio, conoscono il territorio e danno risposte concrete al territorio. Però poi queste risposte concrete si trasformano in progetti, quindi in progettualità. Ma se questa progettualità non ci viene finanziata, ecco, voi avete titolo per intervenire con il Ministero competente? No, noi abbiamo titolo nel partecipare ai bandi, dire che partecipiamo con la nostra progettualità, però non abbiamo titolo in quanto titolo per dire dateci, l'abbiamo detto, cioè io lo dico anche adesso, sono troppo pochi i soldi. È chiaro. Ecco, Assessore, quindi, perché se poi ci troviamo, abbiamo appena parlato dell'emergenza terremoto, valanghe, disastri nel centro Italia. Mi anticipa, noi nelle nostre discussioni, io poi vado nella Commissione Politica Agricola nelle Stato Regioni per gli argomenti agricoli legati, però è chiaro che questi temi noi li abbiamo anche al governo posti, e non è possibile che magari si spende poi di più. Seguiamo adesso abbiamo visto le nevicate, dopo le nevicate abbiamo visto che comunque l'acqua, la neve si scioglie, crea fiumi, porta giù strade, montagne, perché poi noi abbiamo un territorio geologicamente molto fragile da nord a sud, che senza togliere nessuno. È chiaro che qui abbiamo visto da parte degli ultimi governi grandi proclami, mettiamo lì 1 miliardo, mettiamo 2, mettiamo 3, dopo alla fine arrivano, quando è ora arrivano le briciole, perché 300 milioni per un piano irriguo nazionale in tutta Italia, come dice il Presidente, è nulla. Pensiamo solo alle Marche, i consorzi di bonifica, ma non solo i nostri, ma anche, io adesso estendo anche a tutti, perché col Presidente nazionale ci siamo parlati, sappiamo dove sono i problemi. I consorzi di bonifica sanno dove sono i problemi e dove si deve arrivare puntualmente per risolverli. Però è chiaro che se il loro compito è fare la gestione delle acque, fare i progetti e poi cantierarli, se non ci sono le risorse, è chiaro che le regioni tra l'altro mettono i propri, ma sono sempre comunque risorse che arrivano dai riparti nazionali, e se il governo taglia, alla fine ognuno si tiene i propri problemi in casa. Poi quando ci sono le emergenze, allora di chi è colpa? Allora è colpa dello scaricabarile delle colpe. Noi invece quelli che possiamo mettere li mettiamo e andiamo pian piano a risolvere i problemi locali. È chiaro che qui ci vorrebbe un piano di emergenza nazionale, è ora di finirla ormai di far chiacchiere. Esatto, prego. Un piccolo inciso, per ricordare la natura e la funzione dei consorzi di bonifica. I consorzi di bonifica fanno la normale gestione, non la straordinaria. Quindi quella ordinaria. I contributi che noi chiediamo ai nostri contribuenti, le bollette famose che arrivano solo ed esclusivamente per quel tipo di beneficio, per il beneficio della manutenzione, il taglio dell'erba, il controllo dei canali.
ma non degli investimenti, perché nella fattispecie noi stiamo ragionando di una proprietà che non è nostra, noi stiamo gestendo i canali dello Stato, delle regioni, oppure dello Stato passato alle regioni, per cui le risorse per andare a migliorare le strutture non possono essere dei consorzi, altrimenti sono dei cittadini, perché noi prendiamo i nostri soldi dai cittadini e credo sia un controsenso. Per cui i nostri bilanci servono esclusivamente alla gestione, l'ordinaria gestione dei consorzi, non quella straordinaria. È come avere in affitto una casa e se c'è da rifare il tetto non è compito dell'affittuario ma del proprietario del bene, e qui cadiamo nella solita cosa, ma è opportuno dirlo perché poi qualcuno pensa che i consorzi di bonifica abbiano nei loro bilanci milioni e milioni per gli investimenti. Noi abbiamo un bilancio, un consolidato a livello veneto di circa 140 milioni di euro, ma vanno totalmente nella manutenzione, quindi nell'ordinarietà delle cose, per garantire che quando viene la pioggia i canali restano giù, lo sfalcio e quant'altro, non negli investimenti. Ecco, un'ultima cosa, perché poi so che lei ci deve lasciare, deve scappare assolutamente. Protocollo di gestione delle emergenze esiste in capo ai consorzi di bonifica? Dipende, c'è, perché lo convoca, c'è un tavolo regionale, lo convoca la regione di concerto con l'autorità di bacino, è un tavolo che sicuramente tra poco andremo, sarà anche convocato, c'è ed esiste, e dopo valuta a seconda dei bacini idrografici, perché è evidente che qui stiamo ragionando di bacini idrografici, non di confini politici, ma di bacini idrografici. Mi viene in mente il bacino del Brenta, il bacino del Piave, il bacino dell'Adisi, il bacino del Po, sono tutti il bacino del Bacchiglione, no? Sono tutti dei bacini o di sottobacini che sono gestiti attraverso l'autorità di bacino e sono poi delegati, quindi ci sarà questo grande incontro per verificare lo stato della piovosità delle riserve nevose in montagna, degli accumuli che ci sono nei laghi montani, perché ci sono anche questi, e poi si dovrà intervenire nel capire, si vedranno le previsioni che sono sicuramente a breve, nel senso di 2 o 3 giorni, e poi si faranno dei protocolli che esistono già, ci sono già dei protocolli di gestione su cui intervenire, però è evidente che questo tavolo è un tavolo di concertazione attivato diversi anni fa. Insomma. Perfetto, andiamo in pubblicità, ringraziamo il Presidente dell'ANVI Giuseppe Romano di essere stato qui con noi, buon lavoro, sappiamo che ci deve lasciare, ma noi continuiamo la trasmissione con i nostri ospiti, quindi dopo la pubblicità ritorniamo insieme tra poco.